consideriamo che a Chioggia il flusso, parliamo di Chioggia, il flusso turistico era importante, lo vedevamo la sera durante tutta l'estate, i locali pieni, per cui gente ce n'è stata sicuramente, e essere riusciti a mettere in campo certi eventi e certe attività sicuramente ha avuto suo esito. Ricordiamo poi le attività culturali, le mostre permanenti, quella di Bansky che ci sarà e quella di Warhol che è ancora in atto, praticamente quella di Bansky che comincerà a breve, per cui anche quello ha arricchito sicuramente il bouquet di proposte che la città ha avuto nei confronti del turista. Le attività sono state oltremodo limitate dagli effetti legati alla tutela della pandemia e ai vincoli legati dalla pandemia stessa. E noi quelli che abbiamo messo a calendario a inizio stagione siamo riusciti a portarli a termine. Primo fra tutti siamo riusciti a mettere in campo all'inizio stagione, parliamo di primi di giugno, siamo riusciti a portare a termine il concorso letterario Città di Chioggia. Dopodiché abbiamo messo in campo un calendario sostenibile, soprattutto di eventi culturali e di incontri su luoghi accessibili qua della nostra città, chiaramente accessibilità limitata e vincolata ai protocolli di gestione della pandemia. E primo fra tutti le letture dantesche con l'Inferno Sublime. Abbiamo fatto 2 serate con il gruppo culturale Nel Mare delle Storie, poi Laguna Sud, giunto alla 7ª edizione, Laguna Sud del Cinema Fuori dal Palazzo, festival cinematografico del cinema d'autore, che vede da 7 anni protagonista, direttore artistico Andrea Segre e Giorgio Gosetti, direttore artistico di Giornate degli Autori. Altro appuntamento di quest'anno sono gli appuntamenti in corte. È un festival di attività culturale che viene proposto, realizzato, organizzato e finanziato da Banca Adria. È in corso Chioggia Vela è arrivata alla 10ª edizione, anche quella. Chioggia Vela è un progetto sportivo, però non solo, perché non lo definirei solo sportivo, in quanto la vela non è solo un'attività sportiva, ma è un'attività direi quasi culturale, è una disciplina, è un'educazione, è un modo di vivere. Allora, le nostre attività non si fermano con l'estate, noi abbiamo in previsione, come sempre anche durante il periodo di, tra virgolette, morti, abbiamo il Festival Spettacoli di Mistero che viene organizzato dalla Regione Veneto e dall'Umpli regionale. Secondo me una città come Chioggia, vocata principalmente all'arte e di conseguenza anche alla cultura, ha bisogno di esprimere certe attività. Ricordiamo che c'è in atto una proposta, un progetto di candidatura della città come capitale della cultura italiana nel 2024, per cui tutta una serie di attività di respiro culturale che vengono messe in atto, ma non solo adesso, da adesso in poi, da anni e anni, sicuramente creano un bagaglio che sarà importante nella stesura del progetto e nell'eventuale vincita della candidatura per questo ambizioso traguardo.